Siamo un gruppo di ragazzi, abbiamo deciso di chiamarci i Vagabondi e non è un nome a caso. Questo movimento nasce dopo l'assemblea pubblica sulle politiche sociali che c'è stata in primavera quest'anno al centro sociale del nostro comune, dove avevamo deciso di scendere in piazza e appunto di creare questo movimento, vista, come si dice, l'immobilismo della giunta in materia di politiche sociali e soprattutto di politiche giovanili. Ci siamo organizzati, abbiamo fatto per tutta la primavera una serie di riunioni, abbiamo formato quello che è il nucleo del gruppo, dopodiché siamo già scesi in piazza venerdì scorso, abbiamo richiamato tutti i giovani della città, eravamo una settantina di giovani qua in piazza Mogliano e quello l'abbiamo preso come punto di partenza per poi iniziare una serie di iniziative, una serie di proposte che si protrarranno finché la Giunta non ci darà delle risposte concrete che potranno soddisfare quelle che sono le nostre esigenze, quelle che sono le nostre volontà per rendere Mogliano un posto più vivibile per quanto riguarda la gioventù. Quindi anche oggi ci siamo trovati in piazza. La situazione è questa, che la Giunta è sorda, noi non ci siamo limitati soltanto a un sit-in di semplice protesta o di semplice indignazione, siamo passati anche ad un livello successivo, ovvero il livello per cui abbiamo dato anche delle proposte alla Giunta, che sono quelle per esempio di mettere delle luci nei parchi e far sì che i parchi di Mogliano soprattutto di sera rivivino. Abbiamo anche spostato l'attenzione per un impegno più a lungo termine ad una struttura che ci potesse tenere anche nel periodo invernale, ovvero l'area SIP, che però abbiamo scoperto essere di proprietà di SPL, quindi più o meno nella stessa situazione del centro giovani e quindi inutilizzabile. Abbiamo chiesto quindi il centro sociale sopra l'USL, però anche quello ci è stato negato. L'ultima nostra proposta era quella di avere in gestione il teatro all'aperto, che viene utilizzato pochissimo d'estate per iniziative a pagamento, e sono iniziative che, come si dice, non hanno attenzione verso i giovani, e quindi volevamo appunto che questo spazio, che comunque viene utilizzato in maniera sporadica, ci fosse consegnato a noi, dopo ovviamente la ristrutturazione che è in atto in questo momento. La risposta della Giunta martedì, dopo che si sono trovati, è stata che al massimo ci davano in concessione alcune sale di quartiere. Non riteniamo che per una popolazione giovanile che sfiora le 2000 unità sia giusto destinare soltanto uno spazio di 4 metri per 4 e quindi abbiamo deciso di portare avanti questa nostra protesta finché non avremo una risposta soddisfacente. Noi le opportunità le abbiamo date, che queste sono soltanto alternative a quello che è il fiore all'occhiello per la nostra città per quanto riguarda le politiche giovanili, che è il centro giovani, che è in una condizione a dir poco pietosa. Summer Night, unica iniziativa giovanile fra tutti gli eventi dell'estate moglianese, che non è stata pagata, non è stata sovvenzionata con i fondi del comune, ma i giovani si sono autocensiti. Sentirete ancora parlare di noi e soprattutto quando sentirete delle nostre iniziative, non sono iniziative che tra virgolette interessano soltanto la popolazione giovanile, perché quando si parla di giovani si parla anche di futuro della nostra città e quindi sono invitati a partecipare tutti quanti, perché nelle più grandi rivoluzioni che si ricordano in prima fila c'erano i giovani, ma dietro dei giovani c'erano i loro padri che li sostenevano. Dire che stiamo iniziando attualmente un percorso che prevede anche la possibilità di utilizzare attraverso una ricognizione di vari spazi degli spazi dove possono essere gestiti anche dei giovani. Sappiamo che ormai il centro giovani ha avuto un'evoluzione di un certo tipo, in questo momento è in mano all'SPL per cui noi non possiamo in qualche modo gestirlo, abbiamo però un impegno da parte della nostra amministrazione di dare sala prove fino a settembre per quanto riguarda i gruppi musicali. Stiamo comunque avviando un percorso di concertazione, abbiamo fatto anche alcune proposte, adesso sentiremo magari anche di quartieri per vedere se c'è momentaneamente la possibilità di gestire anche qualche sala in modo da permettere ai giovani di trovare un posto dove trovarsi. Riteniamo comunque che sia importante che la città prima di tutto accolga i giovani, che non sia quindi un problema ma sia soltanto una risorsa e in questo c'è sicuramente il mio impegno.